Bentornati a Benessere Belli in Forma. Ci troviamo qui con la nostra insegnante di Pilates Olga della scuola Dance Mob di Pordenone. Ricordo che la prima lezione è gratuita per tutti e ci illustrerà alcuni esercizi di Pilates a terra. Ciao Olga! Ciao Erika, io direi di cominciare subito. Andiamo in quadrupedia. Usiamo il nostro cerchio adesso per un braccio. Appoggiando il braccio, scivolo con la gamba, tengo bene addominali contratti. Schiaccio il cerchio senza muovere il busto. Potete ripetere più volte possibile esercizio. Blocco adesso il braccio e comincio a disegnare cerchi con la gamba, sempre controllando che il busto non si muove. Addominali bene contratti e respirazione. Ok, cambio gamba. Tengo addominali, schiaccio bene il cerchio. Quando sforzo muscoli, butto fuori aria. E andiamo con la gamba, piccoli cerchi, senza rilassare le pance. Tengo bene addominali contratti, cambio direzione. Ok, e andiamo giù. Scarico la schiena se siamo stanchi. Sposto e andiamo a appoggiare la pancia per terra, tutte e due braccia sopra, gambe belle forti, tese e schiaccio cerchio. Anche questo esercizio potete ripetere più volte possibile. Noi ci fermiamo adesso. Si sentono Una anche le posizione di statica, sì, scapole bene uniti dietro. Ok. E andiamo a scaricare. Rilasso, allungo bene la schiena. Perfetto. Andiamo adesso a lavorare con le gambe. Adesso andiamo a lavorare con le gambe. Appoggio la gamba dentro il cerchio e un'altra sopra. Schiaccio, anche qua ripetizione, scegliete voi. E dopo vado a interno di cerchio e cerco di aprire con la gamba. Sì. E adesso andiamo a disegnare un piccolo arcobaleno, cercando di non muovere il busto e spalla non è rilassata, spalla sempre bella alta. Ok, questo esercizio faremo anche con un'altra gamba. Io direi a noi adesso proseguire con altri, però voi fate anche altra gamba per favore. Allora, schiene belle dritte, gambe leggermente piegate e addominali bene contratti. Srotolo la schiena e appoggio per terra, dove mi sento sicura con addominali e ritorno. Anche questi esercizi, ma cominciate almeno con 10. E noi ci fermiamo qua. Appoggiamo il nostro bello cerchio in mezzo alle ginocchia e andiamo a srotolare la schiena appoggiandoci per terra. Lavoriamo adesso interno alle cosce, schiacciando lentamente il cerchio. Fuori aria. E stop. Estendo le gambe. Questo è l'ultimo esercizio, Olga, per oggi? Sì, sì. Grazie, perché è faticoso. Ma io direi lo stesso provare, vi faccio vedere anche un bello esercizio per addominali obliqui. Allora, appoggiamo ginocchio destro e gomito sinistro, appoggiando schiena bene per terra e schiacciando, anche qua, più ripetizioni volete. Ok? Io direi che questi esercizi vi aiutano a essere in forma. Grazie Olga per questi importanti esercizi per le nostre gambe e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.